Tognana è un'azienda storica che esiste sul territorio da oltre 70 anni, è sempre stata focalizzata sul mondo della porcellana. Aveva diversi stabilimenti, è stato deciso di mantenere uno stabilimento unico, che è qui a Treviso, e l'azienda ha avuto appunto una fase di crescita abbastanza lenta. Lo sviluppo importante è partito circa 15 anni fa, quando sono stato nominato amministratore delegato della società e ho iniziato a introdurre prodotti diversi dalla porcellana che rientrano però del mondo casa. Questo è stato il primo step di forte crescita, intanto in Italia, nei vari canali tradizionali di cui l'azienda opera in maniera molto forte, che sono il mondo della grande distribuzione, Eldom, il canale Oreca, quindi quello della ristorazione, e il retail, che sono i negozi listanozze. Non da dimenticare anche quello del canale promozionale, che sono le raccolte punti che vengono fatte o regalo industriale. Diciamo che la società è cresciuta e si è sviluppata all'estero con l'introduzione anche di prodotti diversificati, quindi oltre la porcellana tutto ciò che si compone sulla tavola, quindi il vetro e l'acciaio. Il salto veramente importante che abbiamo fatto e che ci ha dato grande visibilità all'esterno è stato anche l'introduzione del mondo della cottura. La cottura ha generato un cambiamento perché l'azienda passava dalla fruizione del cibo alla preparazione, quindi una fase nuova che ha portato l'azienda a fare importanti investimenti di comunicazione a livello nazionale e anche fuori dal livello nazionale, e quindi ha fatto sì che l'azienda iniziasse a avere una riconoscibilità di brand fuori dall'Italia. Fuori dove? In Europa, dove siamo cresciuti tantissimo, e anche nel Middle East, in Sud America, dove stiamo crescendo in maniera molto forte, e per quanto riguarda la parte Russia, finché prima del conflitto, e quindi anche tutti i Balcani, dove il brand è ormai diventato a livello molto molto alto. Quindi diciamo che l'introduzione e la diversificazione dei prodotti ha portato l'azienda ad avere uno sviluppo fortissimo di riconoscibilità, insieme agli investimenti di comunicazione, e tutto questo mix ha fatto portare l'azienda a quasi triplicare il fatturato. Sì, importantissimo è stato lo sviluppo social e media che ha portato il mondo dello chef a avvicinare la gente comune al cucinare, al far cucinare. Quindi i cooking lover che sono nati sono stati un po' i follower di un concetto più evoluto della cucina tradizionale, che hanno portato gli stessi consumatori a investire più su prodotti di qualità, e questo ha fatto sicuramente bene a un brand riconosciuto come Tognana. Un aspetto importante di forte crescita l'abbiamo avuto durante il periodo del Covid, quando i consumatori, i cittadini erano forzati, obbligati a stare in casa, hanno riscoperto in questo senso un po' i valori tradizionali del cucinare e dello stare in casa, e questo, a parte la fase iniziale dove c'era una chiusura completa di tutto, ha portato a rinnovare i prodotti per la casa, e quindi questo ha portato un grosso beneficio alle aziende del settore. È una sfida forte e importante perché abbiamo tanti giovani che si avvicinano dentro un'azienda preparati, ormai la maggior parte dei ragazzi e ragazze che approcciano il mondo del lavoro hanno un livello di preparazione buono, perché sono quasi tutti già laureati e arrivano con un approccio da tanti punti di vista innovativo. Da un punto di vista informatico, la capacità quindi che hanno di andare in analitico sulle varie situazioni è sicuramente positivo. Quello che io dico è che ci vuole tanta volontà e persistenza, non c'è niente di facile e nessuno regala niente, e quindi il consiglio che io do è l'aspetto di formazione fondamentale, però poi c'è anche tutta una crescita professionale sul prodotto e volontà di continuare sempre ad andare avanti.